Stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta, 14ª giornata del girone A d'eccellenza siciliana. La Nissa di mister Nicola Terranova, già campione d'inverno con 2 turni di anticipo e reduce dalla vittoria con la super giovane Castelbuono, ospita il Mazzara alla penultima forza del raggruppamento, reduce alla sconfitta interna contro la Don Carlo Misilmeri. Direzione di gara affidata al signor Paolo Losurdo e la sezione di Messina, coadiuvato da Finocchiaro, 10 Reale e Coletta di Catania. Consueto 4-3-3 o un 4-1-4-1 per mister Terranova, che schiera di fronte alle Zai rossi, neri, Barrera e Magro, con Semenzin, Privitera e Pagano in mediana, Esposito, Agudiac e Tripoli a ricorrere il tridente offensivo. Passiamo, grazie all'ausilio e all'immagine a cura di Massimo Lo Giudice, a film di questa sfida. Dopo 6 giri il lancette, palla per Privitera, crossa perfettamente per la testa di Esposito, si deve superare Giacalone all'11esimo. La punizione di Privitera buca la barriera del Mazzara, sorprende Giacalone sul suo palo, ancora una rete per Santo Privitera che porta in vantaggio la Nissa. Per niente sazia Tripoli, si appoggia a destra su Rossi, mette dentro per Esposito, terzo tempo del Pocio che esce fuori di un soffio al 25esimo. 1-2 tra Semenzin e Tripoli, l'argentino ex Adragas calcia addosso a Giacalone alla mezz'ora, monologo Nissa campanile e viene allontanato sui piedi di Esposito che va al volo. Giacalone si accartoccia sulla sfera, minuto 36, la solita pennellata di Privitera, Giacalone impreciso, Barrera insacca il pallone del 2-0 al 40esimo. Viene giù lo stadio Marco Tomaselli, Privitera per Pagano dai 18 metri, in sforbiciata Cosimo Pagano fa 3-0, si prende gli applausi della tribuna del Tomaselli. L'euro gol di giornata ha un nome e una firma, quello di Cosimo Pagano. Vince, si diverte e fa divertire la Nissa di mister Nicola Terranova, che chiude così la prima frazione di gioco in vantaggio per 3-0. Inizia con un doppio cambio la ripresa dentro Ruano e da loro per Barrera e Pagano al 50esimo, cross di Privitera per Esposito e offside dell'ex Ionica. All'ora di gioco tocca a Gueye in luogo di Tripoli. 3 minuti più tardi Galfano per Semenzin al 67esimo, invece è l'ora di Pedigone in luogo di Esposito al 71esimo. Ancora una pennellata di Privitera per la testa del toro Ivan Agudiac, l'ennesima frustata del Panzer argentino per il 4-0 di giornata. Continua a tenere il piede premuto sull'acceleratore la compagine nissena, con Gueye che fa tutto da solo, premia l'inserimento di Galfano. Giacalone si deve superare sulla ribattuta, si avventa da loro che spara alle stelle. Minuto 80, Pedigone serve la sfera dentro per Gueye a porta sguarnita, questa volta se lo divora l'ex Canicattì. 3 minuti più tardi punizione ribattuta, Galfano rompe la traversa della porta di Giacalone, poi la palla arriva a Pedigone che calcia alle stelle. Era tutto fermo, ero per posizione di offside. Minuto 86, Pedigone cerca e trova la triangolazione con Agudiac. Pedigone iscrive il proprio nome nel tabellino dei marcatori per il definitivo 5-0. Questo il risultato del Marco Tomaselli tra Nissa e Mazzara, che mantiene i 6 punti di vantaggio sulla Pro Favara, regalando l'ennesima maiuscola prestazione al pubblico del Tomaselli. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.